Il protocollo non è per imporre qualcosa a qualcuno, ma dice semplicemente: noi vogliamo scongiurare le tendopoli, vogliamo scongiurare le nuove Cona. Lo scopo in soldoni è quello di scongiurare un ritorno agli hub. Il presidente Luca Zaia, alla sua prima uscita pubblica dopo le polemiche legate all'accoglienza dei migranti, torna a difendere il protocollo sull'accoglienza diffusa, un accordo firmato non ancora reso pubblico, ma che rappresenta per le regioni l'unica possibilità a fronte dell'emergenza di avere un peso e di farlo avere ai comuni. Visto considerato che noi siamo fuori da questa partita, abbiamo chiesto che ci sia una cabina di regia nella quale, è scritto nel protocollo, si convolga la regione e l'ANCI, perché altrimenti i sindaci non toccano palla su questa storia. Il protocollo è andato al Ministero degli Interni, è stato approvato, quindi non è vero che è una roba inventata in casa. E con il ministro Piantedosi ho parlato più volte. Stato di emergenza sull'immigrazione dichiarato il 16 di aprile con tanto di introduzione di commissario. Ho sentito il segretario Stefani più volte, dice Zaia, non c'è tensione. Non difende il presidente l'accoglienza diffusa, ma soffoca le polemiche, anche interne alla Lega, nate con la chiusura di questo protocollo. L'accoglienza diffusa è un falso problema. Io penso che ai sindaci non debba essere imposto nulla. E mai nessuno ha imposto nulla. Quando vedrete il documento fatto con la prefettura, non è un documento che dice a te 5, dice evitate, cari prefetti, gli mega sembramenti, le serena della situazione. Sentire tante cretinate che ho sentito sul documento decisamente no, almeno qualcuno abbia quantomeno la pazienza di leggerlo. Nelle stesse ore Mario Conte tornava a parlare di protocollo, un accordo che nulla toglie al lavoro, ricorda il presidente di ANCI Veneto, che il governo con la Lega sta facendo per tentare di fermare gli sbarchi. Noi non vogliamo che le nostre comunità paghino un prezzo troppo salato di questo fenomeno migratorio, però cerchiamo anche di mettere sul tavolo delle soluzioni alternative proprio per non mettere la testa sulla sabbia o per non voltare le spalle a quelle persone che comunque stanno manifestando un bisogno.